le 12 in punto e noi puntuali siamo qui con una nuova edizione di Focus TG. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Oggi è una giornata importante, ricca di grandi novità, non solo per il nostro network, per il mondo dell'informazione, ma anche per il nostro Focus TG. E una di queste novità la vedete al mio fianco, la nuova co-conduttrice di Focus TG, Sharon Di Carlo. Buongiorno Sharon. Buongiorno Alex e buongiorno a tutti i telespettatori. Io non sarò l'unica novità di oggi, ce n'è una forse più importante, ne abbiamo parlato tanto, la televisione diventa sempre più digitale, c'è stato lo switch off, siamo passati al 5G e Rete Veneta, grazie al lavoro di informazione di questi anni, si è posizionata al canale 14 del vostro televisore. Alex, come fare a risintonizzare il televisore? Risintonizzare il televisore è molto semplice, quindi diamo anche così un po' delle informazioni di servizio, Sharon, ai nostri telespettatori, perché chiaramente chi ci sta guardando, chi ci sta vedendo ha già provveduto a risintonizzare il televisore. Per tutti gli altri vi chiediamo un po' di pazienza, un po' anche di collaborazione, magari i più giovani diano una mano alle persone di una certa età, che magari non hanno dimestichezza, non hanno familiarità con la tecnologia, ma è molto semplice, basta veramente un'operazione semplicissima di risintonizzazione dei canali. Doveste avere qualsiasi tipo di problema, noi siamo a disposizione. Ci possono chiamare, Alex? Ci possono chiamare, noi forniamo assistenza, consigli e poi è sempre un piacere per noi scambiare quattro chiacchiere con i nostri telespettatori. Quindi risintonizzate, aiutate le persone a risintonizzare i canali della nuova televisione digitale, per non perdervi neanche una notizia del Veneto, dal Veneto, come noi siamo abituati a dare. Oggi oltretutto edizione di Focus TG importante, Sharon, perché sì, come vedi in sovraimpressione alle 12:30 cederemo la linea al governatore Luca Zaia per il suo consueto punto stampa dedicato all'emergenza Covid, alla situazione Covid, che ormai parlare di emergenza forse è anche un po' superato, per fortuna, concetto. Alex. È per fortuna, però partiamo come sempre con la cronaca, Sharon. Sì, Alex, con la cronaca nera in questo caso, perché c'è un profondo cordoglio a Pieve del Grappa per il drammatico incidente costato la vita ieri sera ad un ragazzo di 17 anni. Vediamo il servizio. Aveva solo 17 anni e una grande passione per le moto e i motori, e proprio quella passione gli è costata la vita. Vittorio Piva è morto nel tardo pomeriggio di ieri mentre stava provando la moto dell'amico. L'incidente a poche centinaia di metri da casa, in via Montenero, a Pieve del Grappa, poco dopo le 17:30. Il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è andato a schiantarsi contro il muretto di un'abitazione ed un palo dell'illuminazione pubblica. Nonostante i soccorsi, per Vittorio Piva non c'è stato nulla da fare. Tutta la comunità si stringe alla famiglia Piva, molto nota in paese. Vittorio studiava all'Istituto Agrario Parolini di Bassano del Grappa. L'altra sua grande passione, oltre ai motori, era la campagna, assieme a quella per la musica che condivideva con i genitori. Tutti e tre suonavano nella Filarmonica di Crespano. La data dei funerali non è stata ancora fissata. E noi continuiamo con la cronaca, andiamo a Malo per un incendio in un appartamento, salvo l'uomo che si trovava ai fornelli. Malo, le fiamme avvolgono un appartamento al terzo piano fuori terra di un piccolo condominio. Nessuna persona è rimasta ferita. Intervenuti ieri i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme prima che dalla cucina, dove probabilmente, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbero sprigionate dal fuoco di cottura degli alimenti, si propagassero ulteriormente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 3 ore. Da Malo ci spostiamo a Vigo d'Arzere perché un anziano di 73 anni ha perso la vita dopo essere scivolato nel fiume Brenta. Voleva farsi una passeggiata lungo il Brenta, dato le belle giornate, ma non ha fatto più ritorno a casa. È morto così Giuseppe Gallo, 73 anni, annegato nelle acque del fiume Vigo d'Arzere, dopo essere probabilmente scivolato. A dare l'allarme è stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro a pranzo del marito. Le ricerche sono scattate immediatamente. Sul posto sono arrivati i carabinieri, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Il corpo dello sfortunato anziano è stato notato poco dopo e prontamente portato a riva. Per il 73enne purtroppo non c'era più nulla da fare. Pochi i dubbi degli investigatori, che ritengono che l'anziano abbia perso l'equilibrio e sia scivolato cadendo nelle acque senza riuscire più a riemergere.
Alex, la pagina della cronaca di oggi è molto ricca, vi ricordiamo comunque l'appuntamento a mezzogiorno col presidente Luca Zaia, ma continuiamo con la cronaca e andiamo a Montebelluna. Dici bene, continuiamo con la cronaca perché a Montebelluna i carabinieri hanno identificato il presunto responsabile di un incendio che a fine gennaio ha distrutto un negozio. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Dopo poco più di un mese si è arrivati all'epilogo delle indagini dei carabinieri di Montebelluna relative all'incendio che la notte del 30 gennaio aveva distrutto una sartoria di proprietà di un cittadino cinese. I vigili del fuoco e i militari dell'Arma avevano sin da subito accertato l'origine dolosa del rogo, vista la velocità di propagazione delle fiamme, rilevando inoltre diversi punti di innesco. Nelle ultime ore i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Treviso, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. A carico di un cittadino cinese di Montebelluna, sul quale siamo riusciti ad avere gravi indizi di colpevolezza per quanto riguarda questo incendio di questa sartoria che ha distrutto completamente questa sartoria in centro a Montebelluna, incendio anche di una certa pericolosità perché ha portato all'evacuazione di tutta la palazzina. L'incendio aveva rischiato di provocare una strage, per questo era stato necessario evacuare le 10 famiglie che vivevano nella palazzina. Alla presenza di una caldaia attigua all'esercizio commerciale e anche delle tubazioni del gas che insistevano su tutto il resto degli appartamenti. Dalle indagini è emerso come i rapporti tra l'indagato, in passato titolare della stessa sartoria, e gli attuali proprietari fossero tesi. Questo soggetto aveva ceduto ad un connazionale l'attività e essendo comunque un'attività che andava avanti anche molto bene, ha cercato nell'ultimo periodo di rientrarne in possesso. Al diniego più volte è stata negata questa possibilità da parte dall'attuale titolare e ne è poi scaturito questo. Nei giorni successivi all'incendio erano poi arrivate anche le minacce. Al fine di sviare o comunque di cercare di distogliere l'attenzione su se stesso, appunto ha minacciato la parte lesa, quindi in questo caso la moglie dell'attuale titolare, con minacce anche abbastanza pesanti, per minacce di morte. Fondamentali sono state le immagini del sistema di videosorveglianza che hanno permesso ai militari di raccogliere gravi indizi nei confronti dell'indagato, che ora si trova nel carcere di Santabona a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sharon, restiamo nel Trevigiano, altra notizia, questa volta però ci spostiamo a Vittorio Veneto. Sì, perché Alex dal 14 marzo riapre il pronto soccorso di Montebelluna anche per i pazienti no Covid. Da lunedì riapre il pronto soccorso dell'ospedale di Vittorio Veneto, che era stato convertito in punto di primo soccorso Covid. Un ulteriore passo verso il graduale ritorno alla normalità della sanità trevigiana, che consentirà di sgravare il pronto soccorso di Conegliano, ora punto di riferimento per tutte le urgenze non Covid per la pedemontana trevigiana. Dopo l'inaugurazione del nuovo reparto di otorino-laringoiatria al 7° piano della struttura, la riapertura del pronto soccorso rappresenta un importante passo per gli abitanti del Vittoriese. All'ospedale di Costa restano al momento ricoverati una ventina di pazienti Covid. E noi vi ricordiamo alle 12:30, lo vedete in sovraimpressione, daremo la linea in diretta al governatore Luca Zaia per il punto della situazione che riguarda il Covid, punto stampa che verrà trasmesso in diretta, come stiamo vedendo, dalla Protezione Civile di Marghera. Ci spostiamo adesso nel Vicentino, altra notizia di cronaca: sospesa la licenza di un bar a Torri di Quartesolo. I carabinieri erano intervenuti già più volte. Torri di Quartesolo. Licenza sospesa per un locale per cui era scattato il medesimo provvedimento già nel 2019. Il comando dell'Arma ha documentato in più occasioni all'interno del locale la presenza di persone pregiudicate o gravate da pregiudizi di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e armi. Più volte le pattuglie sono state chiamate ad intervenire per far fronte a situazioni che mettevano a rischio l'ordine e la sicurezza pubblica a causa di aggressioni o alla presenza di soggetti in stato di ubriachezza molesta. Pertanto è scattato il provvedimento della sospensione per 15 giorni della licenza ad esercitare e a somministrare alimenti e bevande. E ora qualche minuto di pubblicità, ma rimanete con noi perché subito dopo tantissime altre notizie. A fra poco.
10:14, bentornati in diretta con Focus TG, rimanete con noi perché sempre in diretta trasmetteremo alle 12:30 la conferenza con il presidente Luca Zaia, ma adesso andiamo avanti con le notizie, andiamo ad Arsego perché caccia al pirata della strada che ieri sera ha investito una donna in bicicletta. Investita da un'auto e lasciata ferita a bordo strada, l'incidente è avvenuto ieri sera in via Trento ad Arsego. Una 38enne romena in sella alla sua bicicletta è stata urtata da un'auto pirata che dopo averla investita si è data alla fuga lasciandola a terra agonizzante. È stato un altro automobilista di passaggio a dare l'allarme e avvisare i soccorsi. La donna, residente a Curtarolo, è stata portata al pronto soccorso di Campo San Piero in gravi condizioni. Alcuni testimoni hanno riferito che l'auto che ha investito la 38enne era di colore nero. Sull'incidente sta indagando la polizia locale della Federazione del Campo Sampierese. E questa è l'attualità, è la cronaca, ma bisogna parlare, Sharon, anche dell'emergenza umanitaria dei profughi ucraini in arrivo nel nostro territorio. Ebbene, si è svolta a Treviso una prefettura con i comuni della zona, con i comuni della Marca. Sono emerse diverse criticità. Quello che non manca, Sharon, certamente è la solidarietà, il cuore pulsante dei veneti che insomma si è stretto attorno alle popolazioni ucraine. Vediamo. Accogliere, censire, offrire un percorso da intraprendere nel territorio. In videoconferenza con la prefettura quasi 150 tra sindaci e rappresentanti di forze dell'ordine, sanità, mondo della scuola, diocesi, INPS, per affrontare la nuova emergenza che colpisce anche la Marca, il possibile arrivo di migliaia di profughi in fuga dall'Ucraina. Che vadano aiutati è lampante, ma il come e con che risorse è tutto da vedere. 3 le strade per dar loro un alloggio, i centri di accoglienza straordinaria, le strutture comunali, i privati e poi il nodo della registrazione degli ingressi con i comuni che si sono offerti di fare da tramite con l'ufficio immigrazione. La disponibilità massima data proprio con la questura, proprio per dare una risposta dei vari comuni senza che appunto queste persone si debbano strettamente recare appunto alla questura e avere appunto degli appuntamenti scaglionati. Non vanno date risposte frettolose, soprattutto per quanto riguarda l'inserimento in classe dei più piccoli. I dubbi su questo fronte da parte dei sindaci, del provveditorato e dell'ULSS sono molti, soprattutto perché l'anno scolastico, che a causa del Covid già si regge su equilibri fragili, sta ormai entrando nei mesi conclusivi. E poi l'insegnamento della lingua italiana agli adulti, che necessita di strutture e risorse. Tutti passaggi condivisi che un nuovo tavolo ristretto previsto per la prossima settimana si occuperà di cercare di rendere operativi. La prefettura ha chiesto appunto di creare un tavolo per l'unità di crisi, per la gestione, ovviamente ridotto nelle presenze, in maniera da poter comunicare agevolmente anche con tutti i colleghi e mettere in atto le procedure operative che permettano di seguire sia i minori che la parte appunto di alfabetizzazione con le mamme e con appunto i ragazzi adulti e la parte che riguarda appunto l'accoglienza. Questo per avere un'accoglienza strutturata, avere la contezza delle presenze sul territorio di donne e di minori in maniera da gestire correttamente le procedure anche successive con la questura per la formalizzazione anche di quella che è l'ospitalità. Dopo una prima fase dove è prevalsa l'aspetto emotivo e la grande generosità delle nostre comunità, dei nostri cittadini, ora siamo nella fase dove dobbiamo strutturarci, organizzarci, perché i flussi che ahimè si prevedono sono importanti, è fondamentale far rete, è fondamentale coordinarsi, è fondamentale dare anche le giuste informazioni ai nostri cittadini. Censire i profughi in arrivo non significa, sottolinea Conte, dimostrare diffidenza nei loro confronti. La scarsa percentuale di vaccinati contro il Covid, e non è escluso anche contro altre malattie contagiose, impone la massima attenzione. Siamo reduci da una gestione pandemica che ci ha messo tutti a dura prova e quindi è fondamentale che vengano seguiti tutti i protocolli, che vengano concordati con le varie istituzioni. E continuiamo a parlare di profughi in fuga dall'Ucraina. Ieri sera a Bassano è arrivato un pullman con più di 53 donne e bambini. Alex, sei andato proprio tu sul posto? Hai ragione Sharon, insomma è stata un'esperienza sicuramente toccante, scene anche, voglio dire, molto profonde umanamente parlando, insomma abbracci, lacrime, un viaggio della speranza che è andato a buon fine, che vi raccontiamo nel prossimo servizio. Un viaggio della speranza, un viaggio per la ripartenza, però i 2000 chilometri che queste persone, queste donne, questi bambini si sono lasciati alle spalle di certo non cancellano le paure, gli orrori di una guerra che nessuno avrebbe voluto, che nessuno si aspettava.
È arrivato nel tardo pomeriggio il bus partito martedì da Medica in Ucraina per portare in salvo 53 fra donne e bambini. Molti di loro troveranno alloggio in famiglie e in comunità religiose, altri in strutture messe a disposizione da OTB Foundation. Io ce l'ho un figlio che sta facendo militari, che adesso è in guerra. Lui è rimasto là, ho un figlio di 25 anni che a luglio aveva da finire il contratto di fare 4 anni di militari, adesso è rimasto là per la guerra. È molto doloroso, molto, ma molto doloroso che una mamma giovane così con un bambino di 2 mesi, non lo so, guarda, non ci sono parole. La situazione è difficilissima perché veramente la gente sta soffrendo, perché arrivano in massa, arrivano con quel che hanno, perché noi sotto come bagagli abbiamo 50 persone, ma bagagli abbiamo 8 valigie, fa per dire, perché la gente ha preso quel che è necessario. Adesso saliamo, vi portiamo dentro quest'autobus per farvi vedere dove le persone che stanno scappando dai territori della guerra, che sono arrivate qui a Bassano, dove hanno trascorso le ultime 24 ore coltivando speranze e cercando di vincere la paura. Stiamo adesso cercando anche un alloggio, anzi abbiamo già trovato degli alloggi per le persone che arrivano oggi, alcune sono di proprietà privata nostre, altre stiamo affittando e ci stiamo muovendo anche per affittare intere strutture come potrebbero essere alberghi o situazioni similari. Ma sono delle scene strazianti, io il TG non riesco neanche più a guardarlo, sto solo al telefono con queste associazioni umanitarie fantastiche con cui collaboriamo come il Ponte di Mici di Vicenza, CSV di Vicenza, e veramente i racconti che sento sono strazianti e da mamma è incredibile, è assurdo, è tutto allucinante quello che sta avvenendo. Ed oggi a Bassano arriveranno ancora altri profughi dall'Ucraina, ma lo racconteremo nel telegiornale di questa sera. Adesso ancora qualche minuto di pubblicità, ma rimanete con noi perché alle 12:30 ci sarà la conferenza in diretta col presidente Luca Zaia. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, sono le 12:25, fra pochissimo cederemo la linea al governatore Luca Zaia, come vedete in sovraimpressione, il suo consueto punto stampa sul Covid, ma sicuramente si parlerà anche di stretta attualità, Sharon, anche di tematiche che insomma fanno segnare una emergenza, da un'emergenza all'altra, c'è quella umanitaria, c'è stata quella della pandemia, adesso emergenza del rincaro dei costi del carburante. Vediamo tutto nel prossimo servizio. In fuga da una stritolante crisi economica. Prima la guerra al Covid, poi quella ucraina. Intanto, se il 31 marzo il governo metterà fine all'emergenza sanitaria, dovrebbe venir meno il presupposto giuridico che fino a oggi ha sostenuto le limitazioni alla libertà dei cittadini. Un freno a mano tirato anche sulla circolazione delle persone, senza la quale non può esserci rilancio economico. Chiediamo che le limitazioni siano tolte, se non ci siano dei casi in cui il governo ritiene di allungare ancora lo stato di emergenza. Messo fine all'emergenza pandemica, bisogna affrontare un'altra emergenza che sta frenando la libera circolazione, quella energetica. Politiche che ci hanno costretto a una situazione di dover dipendere dagli altri stati. Nel motore diesel, quando l'iniettore spruzza il gasolio per effetto dell'elevata temperatura, la miscela aria-carburante esplode spingendo il pistone. Ecco, l'economia funziona allo stesso modo. Oggi, con i prezzi del gasolio alle stelle per effetto dell'elevata temperatura politica internazionale miscelata con la speculazione, i costi esplodono, spingendo come un pistone l'economia indietro. Il costo al barile qualche anno fa era di $150 a barile, con il costo del carburante a €1,30. Oggi ci troviamo col costo al barile del petrolio a 110 e il costo del carburante a €2. Questo è soltanto una speculazione che viene messa in atto e che sta penalizzando tutte le nostre imprese, ma soprattutto tutto il mercato mondiale. E il settore direttamente e più penalizzato è quello dei trasporti merci, per cui i rincari del carburante ricadono sui prodotti trasportati e vengono pagati dai consumatori, che per tutta risposta comprano meno, col risultato che si vende meno e l'economia rallenta. Ma a pagare un prezzo salato sono anche i trasporti delle persone. Molte aziende private contribuiscono con propri autobus e corriere a portare gli studenti a scuola,
ma adesso rischiano di fermarsi perché non riescono a stare nei costi preventivati. Insomma, bisogna rivedere gli appalti immediatamente con ricadute sui bilanci pubblici, perché a pagare questi servizi sono i comuni e la provincia. Sicuramente il governo deve tener conto di tutte queste difficoltà e cercare di dare delle soluzioni per non arrivare a un momento in cui sarà troppo tardi e le aziende saranno chiuse, perdendo posti di lavoro e mettendo a repentaglio tantissime famiglie. E come abbiamo detto, oggi è una giornata importante. Intanto vediamo la situazione a Marghera, il punto stampa del Protezione Civile, se riusciamo. Ecco, qui ringraziamo la nostra regia, c'è movimento, insomma sta per arrivare il governatore Luca Zaia per il suo consueto punto dedicato proprio all'aggiornamento sulla situazione Covid. Oggi giorno importante, Sharon, lo abbiamo detto sì, Alex, in apertura, insomma il famoso switch off è arrivato. Sì, è arrivato lo switch off e quindi questo nuovo passaggio verso la televisione digitale, e in Veneto le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si sono ricollocate in una nuova posizione sul telecomando. Antena 3 sarà quindi visibile sul canale 10, Rete Veneta sul canale 14 e Tele Nord-Est sul canale 18. Per continuare a seguire la nostra informazione, quindi Antena 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est, sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali. Ripetiamo, il 10 per Antena 3, il 14 quello dove ci state seguendo adesso per Rete Veneta e il 18 per Tele Nord-Est. Teniamo aperta, se possibile, la finestra che ci fa vedere, insomma, la situazione nel punto stampa del governatore Zaia, insomma, punto stampa della Protezione Civile di Marghera, perché fra poco noi saremo lì. Sharon, anche perché Alex appena arriva andiamo immediatamente, no? Assolutamente, quando arriva il governatore cediamo subito la linea. Dicevamo dello switch off, ripetiamo ancora una volta ai nostri telespettatori, chiaramente chi ci sta guardando vuol dire che ha già risintonizzato il televisore, insomma per tutti gli altri un po' di pazienza, insomma un po' di aiuto, un po' di collaborazione, ma ecco arrivare il governatore, quindi Sharon cediamo la linea. Avevamo iniziato tanto presto stamattina, mi sono svegliato alle 2:29 stanotte, siamo in televisione. Sì, ho dormito un'ora. Vabbè. Sentite, è stata una mattina travagliata, piena di videoconferenze, e quindi cercherò, dopo vi lascio la dottoressa Russo che è molto più brava di me, però cerco un po' nel disordine della comunicazione, perché abbiamo sono accadute tante cose, cercheremo di dare un po' di ordine, in maniera tale che poi voi riusciate a comunicare con i cittadini e i cittadini che ci ascoltano riescano quantomeno, come si dice, a orientarsi. Allora, inizierei dal bollettino, anche se dicono che sono l'unico che parla del Covid, vedrete che alla fine avrò ragione un'altra volta. Tamponi, 9.405.000 i molecolari, vi dico le cifre tonde ragazzi, 19 milioni e 41.000 i rapidi. Totale sono sostanzialmente quasi 28 milioni e mezzo di tamponi. Nelle ultime 24 ore quanti positivi abbiamo avuto? 4.613. Però su 69.920 tamponi sono il 6%, 6,60. Positivi di oggi 49.924, 1.367.000 diciamo contagiati ufficiali intercettati da 28 milioni e mezzo di tamponi nei 24 mesi, ormai si va verso i 25 mesi dall'inizio. Ecco qua, ricoverati totali 904 meno 47, questo è un buon dato. Stiamo parlando dei totali qui. Hai fatto? I parziali sono 833 in area non critica, quindi vedete meno 51 persone e più 4 in terapia intensiva. Però siamo a 71.
Scusate, ne sta col telefono. Posto. Terapia intensiva non Covid 3,19. Totale dei decessi 13.944. Purtroppo ci avviamo ai 14.000, ci avviciniamo ai 14.000. Dimessi 30.969. Allora guardate, oggettivamente vediamo che in giro per l'Europa c'è qualche recrudescenza, cioè vuol dire che le curve si stanno un po' muovendo e stanno ripresentando dei positivi. Qualcuno parla dell'Omicron 3 e altri discorsi del genere, io guarderei in faccia alla realtà. Da noi abbiamo 4.613 positivi oggi, vedo che l'incidenza, diciamo la percentuale di positivi sui tamponi che facciamo è sempre la più bassa o tra le 2 o 3 più basse d'Italia. Considerate che abbiamo regioni con il 28% di incidenza, vuol dire che un tampone su 3 è positivo. Quindi siamo al 6,6, non è zero, ma è sicuramente basso. Mi rassicura il fatto che abbiamo gli ospedali che si stanno svuotando, perché abbiamo avuto 51 persone uscite dalla zona, diciamo dall'area non critica, quindi siamo in un contesto nel quale, se uno dovesse far sintesi, il virus c'è, circola, probabilmente obbliga moltissimi a stare a casa con sintomi pauci sintomatici oppure anche un po' più sintomatici, qualche raffreddore, qualche linea di febbre, ma non ospedalizza. Questo è già un buon dato. Chiedo massima attenzione ai cittadini, anche stamattina ne abbiamo parlato, anche se un po' di corsa, ma comunque speriamo che il 31 marzo si chiuda anche tutta la partita delle restrizioni, oltre che dello stato emergenziale, perché un po' il trend internazionale è quello di credere nell'epidemia. The New York Times stamattina scriveva: in California hanno fatto una scelta, sono passati dalla fase pandemica alla fase endemica. Ce lo dice proprio chiaramente, dice una scelta di campo, quindi togliendo restrizioni, ad esempio dicono le mascherine indoor, no? All'interno, cercando di allentare molto sulle scuole, ma dicendo attenzione che non siamo in fase pandemica, endemica vuol dire che il virus ce l'avete a fianco, lo vedete con la coda dell'occhio, cercate di andarvelo a cercare proprio. Quindi la scelta che deve fare questo paese, come la stanno facendo altri, è quella di iniziare la fase endemica. Non aggiungo altro su questo. Dati aggiornati, diciamo, posso solo dirvi 2 dati che sicuramente vi interesseranno i cittadini. Confermo l'89,4% di vaccinati, l'R-Conti è sotto 1, è 0,90, le terapie intensive sono al 4%, l'area medica all'8%, quindi il tasso di occupazione dell'area medica 8%, l'incidenza è 5,37,6 su 100.000, 5,37,6 su 100.000. Vado a ritrovare le carte che ho buttato. Un attimo solo. Allora, tema Ucraina. Dopo vi lascio spazio per le domande, faccio tutta una tirata così. Allora, prima domanda, quanti sono? 2.500 sono quelli i profughi registrati secondo tutti i dati che abbiamo raccolto. Ovviamente il numero cambia di ora in ora, perché capite che le modalità di arrivo dall'Ucraina sono molteplici: pullman, auto, treni, sono assolutamente variegate.
La provincia che ne ha ricevuti di più è la provincia di Treviso, 780, poi seguono Venezia e Vicenza. I numeri 780, 450 Venezia e 430. Questi sono numeri che sono già vecchi, però sono quelli ufficiali che abbiamo a stamattina. Tamponi effettuati da inizio di questa tragedia sono 14 giorni, se non ricordo male, o giù di lì, 14, quindi più o meno. Ho fatto giusto il conto, bene. 2306 tamponi, di cui 47 con esito positivo, incidenza 2%. Allora, 2306 tamponi, di cui 47 con esito positivo, 2%. Cioè siamo davanti, ve lo dico, a un forte incremento dei flussi, perché mediamente vediamo che cresciamo in maniera esponenziale, o quasi, almeno una media di 500 persone in più al giorno rispetto al giorno prima. Non è esponenziale, però capite che saranno sempre di più. Considerate che quel dato che io vi ho detto penso non sia proprio sbagliato, perché ieri in Italia sono arrivate, sentivo Draghi, 23.500 persone. Considerate che se si confermasse questa immane tragedia dal punto di vista migratorio, di movimento di questa massa, noi di 6-7 milioni di profughi che usciranno dall'Ucraina, si calcola, forse anche di più, si calcola che in Italia potrebbero arrivarne anche 1 milione. Quindi vi confermo che noi, e poi la dottoressa Russo vi dirà come pensiamo di fare, noi ci stiamo attrezzando. Quando dico noi, io come commissario e i soggetti attuatori, la dottoressa Russo è un soggetto attuatore, quindi questa è la conferenza stampa di 2 realtà commissariali, Covid e Ucraina. Stavo dicendo, noi ci prepariamo al peggio, 40-50 mila persone, e quindi dal punto di vista, io come commissario ho l'obbligo con i soggetti attuatori di fare ordinanze e predisporre organizzazione affinché se arrivano in 40.000, in 50.000 ci sia uno con tè caldo e con tampone e con letto dopo, no? Quante tessere? Allora, intanto la gran parte dei tamponi abbiamo fatti in strutture pubbliche, il 65% in strutture pubbliche, il 24% in strutture private e l'11% nelle farmacie. Allora, 65% strutture pubbliche, sono i nostri centri di tampone, per capirci, i nostri centri, i nostri hub. Strutture private sono laboratori eccetera o farmacie, però 6,65 noi. Allora, noi rilasciamo delle tessere sanitarie provvisorie, dal 25 febbraio questo lo facciamo, quindi oggi voglio fare un po' di un resumé anche di quella è l'attività commissariale. Vuol dire che chi entra sa che ha copertura sanitaria. Vi ricordate, ve l'ho detto il primo giorno, guardate che noi non lasciamo nessuno fuori dagli ospedali. Sono state rilasciate 862 tessere provvisorie, delle quali la metà, un 48%, sono state rilasciate a minori. Quindi vuol dire che delle 862 almeno 430 a minori. Voi dite, ma se avete fatto 2500 ingressi, 2306 tamponi, perché avete solo 862 tessere? Perché molti non si sono fermati, cioè se ne vanno fuori dal Veneto, transitano, passano e via. Inoltre sui tamponi ovviamente dobbiamo attendere anche gli esiti, quindi alcuni non sono aggiornati. Sull'offerta degli alloggi, fatemi ringraziare a gran voce i veneti. 2592 veneti hanno chiamato il numero verde o hanno scritto, il numero verde lo ricordo a tutti, è 899 0009, quindi 899 3 volte 0 9, oppure alla mail ucraina@regione.veneto.it, ucraina@regione.veneto.it. 2592 persone ci hanno sostanzialmente messo a disposizione 5600 posti letto, è una roba unica. Quindi
Lo dico e approfitto della vostra disponibilità di inviati di guerra. Vi dico questo, vi dico che è fondamentale dire ai cittadini, e ai cittadini anche che ci stanno ascoltando in diretta, che se vogliono ospitare qualcuno, se hanno una seconda casa, se hanno una disponibilità in maniera assolutamente tutelata, con i tamponi e tutto, a carico di chi arriverà, si facciano vivi. Perché stiamo parlando sostanzialmente di donne e bambini. Del resto, se scappi dalla guerra, arrivano le donne e i bambini per primi. Questo l'abbiamo sostenuto per anni, no? Numero del conto corrente, è sempre la gestione. Questi 2.500 hanno fatto 2.500 No, 5.600 posti letto. Poi non so sinceramente in alloggi quanti siano. Sicuramente saranno mediamente 2 letti a testa. Donazioni sul conto corrente emergenza ucraina. Non vi do il l'IBAN, ma se lo scrivete mi fate un favore. Siamo già arrivati a 1.893 versamenti, quindi i veneti che vogliono dare una mano a questi bimbi, a queste mamme, a queste nonne, possono farlo versando nel conto corrente della regione, che verrà comunque gestito come al solito con totale trasparenza. Insomma, abbiamo gestito 58 milioni di euro con la Covid e magari chiedo anche alle televisioni se possono mettere in sovraimpressione durante i servizi, i telegiornali o quant'altro, una preghiera che faccio anche a voi, l'IBAN. Adesso non ve lo do perché non mi sembra. 1.893 versamenti per un totale di 291.000 euro, quindi siamo già a 300.000 euro. Novità al fronte. Allora, io oggi vi farò dare un'ordinanza che ho firmato come commissario delegato, carta intestata non è quella della regione. A fronte gli assessori sono tutti e due occupati perché Bottacin l'avevo invitato è a Parma per l'ambiente e Lanzarin è in una conferenza stampa a Vicenza per l'ospedale di Montecchio. Allora, ho nominato ulteriori soggetti attuatori, sono il dottor Idelfo Borgo, dopo vi do le carte ragazzi, ma li dico anche perché è giusto che si sappia, che è direttore dell'Information Technology, agenda digitale, e si occuperà dell'informatica, del commissariamento del cyber security. Un giorno vi farò in una conferenza stampa, vi parlerò del grosso problema della cyber security con questa guerra. Mi sono già mosso su questo. L'ingegner Paolo Fattori, che voi conoscete, viso molto noto del Covid, che è direttore della direzione edilizia ospedaliera e finalità collettiva quale soggetto attuatore per la specifica area di coordinamento per le misure di accoglienza in strutture sanitarie. Cioè i profughi che arrivano hanno delle strutture sanitarie di riferimento, intanto gli ospedali dismessi, piuttosto che altre realtà se ne occuperà l'ingegnere Paolo Fattori. Il dottor Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro, altro soggetto attuatore che ho nominato, per la specifica area di coordinamento dei tematismi relativi al servizio del lavoro. Il dottor Paolo Rosi è responsabile del CREU e quindi tutto quello che è l'emergenza urgenza ed è ovviamente in prima linea. Il nostro soggetto attuatore Barone, dico già che si è mosso come soggetto attuatore, il dottor Barone, e ha deciso già di attivare un progetto che si chiama Incontra Lavoro Emergenza Ucraina, utilizzando il modello già attivo che prevede incontri periodici territoriali di incontro domanda e offerta con le aziende, cioè creiamo un borsino della domanda e delle offerte per mettere in collegamento ovviamente le aziende che hanno bisogno di profili professionali con i profughi che si rendono disponibili. L'esempio, non so, gli stagionali dei balneari che ci chiedono. Anche qui voglio ricordare ancora per l'ennesima volta, non è che stiamo sostituendo i veneti che non hanno il Green Pass con questi signori se vogliono lavorare, semmai resterà in vigore dopo il 31 marzo qualsiasi forma di restrizione rispetto alla vaccinazione, al Green Pass, a quello che so, non so, gli over 50, non so, magari toglieranno tutto, i profughi avranno le stesse restrizioni dei cittadini italiani. L'unico superamento è il decreto flussi che permette di assumerli
ma a me spiace che ci sia qualcuno che voglia alimentare l'idea che stiamo sostituendo i cittadini veneti con i profughi. Voglio ricordare che ci sono posti di lavoro a disposizione, ma nessuno li vuole occupare su alcuni comparti. Mi spiego, su alcuni comparti. Ad esempio gli stagionali al mare è un esempio tipico. Detto questo, vi dico anche che oggi, fra un'ora, firmo un'ordinanza, dopodiché lascio ovviamente la dottoressa Russo vi dà un po' di spiegazioni, un'ordinanza che è complessa, che può essere ritenuta la madre un po' di questa emergenza, la madre delle ordinanze. Vi ricordate col Covid, no? Che c'erano alcune che erano quelle storiche, altre erano di contorno, perché disegna gli scenari e ci dice, finché arrivano a 1000 profughi ci comportiamo così nel riceverli, e poi da 1000 a 5000 è un'altra maniera. Adesso poi vi diamo tutti i dati ovviamente, però vi dico cosa? Vi dico che stabiliamo degli hub, diciamo dei centri per intercettare i profughi. Adesso abbiamo messo a posto anche il tema delle grandi stazioni ferroviarie, quindi il tema Mestre che è accaduto, che magari c'è stato qualche disguido, Verona, Padova, cioè lì ci sarà la sanità del Veneto sul binario, perché molti arrivano in treno, quindi le grandi stazioni, i target e le misure corrispondenti ai target rispetto a questi team sanitari, diciamo, come si possono definire? Multiprofessionali, dedicati ai profughi, che vanno dal medico allo psicologo, passando per il mediatore culturale o l'interprete, ma soprattutto voglio dire che si farà in modo di essere, come si può dire, performanti all'arrivo. Cioè l'idea nostra è quella di rendere il più breve possibile l'ultimo miglio, cioè, perché quando uno parte dall'Ucraina, arriva qua, se scende dal treno comincia adesso dove vado, invece lì c'è già un presidio. Se poi non mi arriva in treno o si distrae, avrà informazioni, perché abbiamo 26 centri in giro per il Veneto. Vi dico già che in questa ordinanza io ho voluto, non so come sarà presa, ma non me ne frega niente, l'obbligo del tampone. Cioè, i profughi che arrivano qui hanno l'obbligo di farsi il tampone, che non mi parla violenza, perché stiamo parlando di una comunità che noi accogliamo, ma che è vaccinata, non so, al 30%, cioè vi do una percentuale, cioè, quindi noi non ci possiamo permettere recrudescenze, soprattutto rispetto a un popolo che arriva dove le campagne vaccinali anche sui bimbi sono campagne vaccinali, diciamo, che hanno qualche difficoltà, per non dire che non ci sono. E questo in una comunità che si è tutelata, pensate alle vaccinazioni dei nostri bambini, cioè è giusto che noi ci preoccupiamo. Nessuna ghettizzazione, nulla di nulla, ma un tampone all'arrivo è roba, cioè è minimo sindacale, se mi permettete. Verrà offerto loro in maniera volontaria, senza nessuna costrizione, l'opportunità di vaccinarsi o di fare il richiamo, perché ricordo che loro, se sono vaccinati, hanno lo Sputnik, quindi possono fare il richiamo con l'RNA messaggero dopo 6 mesi dall'inoculazione dello Sputnik. E ovviamente avremo anche i pediatri, e ringrazio i medici volontari, che offriranno anche la vaccinazione ai pediatrici. Tutto qua, una roba serena per quanto possibile, che vuole cercare di fare in modo che l'impatto di questi flussi sia il meno impattante possibile sulla nostra comunità veneta, perché lo dico al Veneto che mi sta ascoltando, dice, ma perché tutta questa preoccupazione? Perché sennò è inevitabile che sta povera gente ce la troviamo per strada, non sa dove andare. Allora cerchiamo quantomeno di canalizzare sanitariamente, e se servirà anche professionalmente, alcune professionalità. Oggi l'accoglienza, diciamo, è familiare, a parte questi 5.600 posti che non sono pochi, però siamo ancora nell'ambito dei ricongiungimenti familiari. Però ormai qualche segnale, signori, lo si vede. Il bambino che arriva da solo in treno, piuttosto che qualcuno che
preso da disperazione, segue un flusso che è magari il flusso che porta in Italia, e quindi questa condizione magari porta anche persone che ricongiungimenti familiari non ne hanno, e questo è fondamentale ricordare. Io vi lascerei la parola per le domande, ovviamente cercando di parlare di questi argomenti, e poi passo la parola alla dottoressa Russo che vi spiega nel dettaglio la seconda ordinanza firmata oggi, che vi mandiamo poi assieme alla prima. Prego. Prego, Tosato. Buongiorno. Ecco, in attesa poi dei chiarimenti della dottoressa Russo, siccome questa profilassi preventiva, questi controlli ai profughi in arrivo, mi pare rispondano anche a un timore espresso da una parte del mondo medico e sanitario circa... No, io non ho parlato con nessuno, a me sembra logico farlo. Certo. Ma sono previsti nei luoghi d'arrivo, ad esempio nelle stazioni o in generale? Sì. Soltanto nelle stazioni? No, noi abbiamo 26 centri e poi la dottoressa vi dirà di riferimento. Ovviamente alcuni sono gli hub vaccinali, i posti dove comunque ci sarà questa parte dedicata, in più le stazioni, le grandi stazioni, Mestre, quindi Venezia Mestre, Padova, Verona. In caso di rifiuto di sottoporsi al tampone... Vi ricordate del Covid? Sì. Non è che stiamo lì con la forza pubblica, però sentite, è un'ordinanza, come si può dire, che promuove il fatto che si faccia il tampone. Cioè, arrivi qui, ti diamo ospitalità e tutto, ti diciamo guarda qua sarebbe obbligatorio fare il tampone, se uno si butta per terra e dice che non vuole farlo, penso che abbiamo altro da fare che sta lì a minacciarlo. Cioè, ci rendiamo conto della situazione, però noi abbiamo anche l'obbligo di dare delle garanzie ai cittadini che vivono qui e hanno fatto delle profilassi, hanno investito per anni nelle vaccinazioni, il che non vuol dire che non diamo ospitalità, ma insomma il tampone io chiedo che si faccia. Ecco, poi c'è una quisquilia, insomma, ieri sappiamo che lei è stato sollecitato a un commento sulla disavventura di Salvini con il sindaco polacco con la maglietta raffigurante Putin. Ieri non abbiamo letto commenti da parte sua, mi chiedevo se la notte insonne ha portato... No, non ne faccio mai commenti. Non l'hai fatto? Del resto hai esordito te a quisquiglia. No, nel senso, guarda, perdonatemi, ma penso che sia fondamentale che qui, nella veste di commissario, parlo delle ordinanze. Va bene, grazie. Grazie a te. Zambon. Buongiorno, volevo capire due cose, se appunto si cominciano a utilizzare gli alloggi messi a disposizione, c'è già qualche primo... Sì. In che percentuale? No, abbiamo un'idea? Non te lo so dire, ma vi posso garantire che le ospitalità diffuse sono già iniziate. Magari pian piano cercheremo anche di dirvi, però poi sapete che c'è anche molti vanno a invocare la privacy, non vogliono avere le luci della ribalta su questo tema. Ma è iniziata assolutamente sì. Okay. Come è iniziata anche l'ospitalità presso i nostri hub negli ospedali chiusi. Sì, ci diceva di quella quantità di persone disabili per Noale, ad esempio, sono arrivati? Ad esempio, sì. Ok. L'altra cosa che volevo chiedere, in Friuli Venezia Giulia si parla di una diaria di 28 euro che dovrebbe essere fornita. Se li dà lo Stato, sì, noi non abbiamo risorse. Sì, immagino, può essere che dipenda dal fatto che è la prima regione d'arrivo, per cui si sia un passaggio. No, al momento non c'è nulla di definito e il conto corrente lo utilizzeremo, le donazioni, lo dico già, non le utilizzeremo per diarie ma per situazioni di emergenza, cioè i bambini piccoli, ospitalità particolari, disabilità sociale, anziani che arrivano non hanno nessuno, un ricovero che ha bisogno di un'assistenza, cioè non diarie. No, chiedevo perché da racconti chiunque di noi probabilmente ha persone che stanno accogliendo riconoscimenti eccetera e dicono è un popolo orgoglioso per cui si sentono già a disagio dopo 2 giorni a essere ospiti. Immagino che il tema degli incontri di Veneto Lavoro sarà apprezzato, perché sono persone, se i figli sono un po' più grandi, che lavorerebbero volentieri visto che non c'è al momento un aiuto. Grazie, poi chiediamo 2 cose alla dottoressa. Sì, la dottoressa è qui a disposizione dopo. Giacomuzzo.
A livello nazionale la ministra Gelmini aveva parlato ho visto una dichiarazione di una situazione di emergenza che sarà lunga e quindi ha dato input alle regioni, ha detto di organizzarsi a lungo termine, quindi i ragazzini, i bambini che arrivano vengono inseriti a scuola già a breve, già qualcuno ha già iniziato. Quindi vuol dire vaccinazioni, come era stato detto, della metà di quelle che sono state fatte delle casse sanitarie hanno già ricevuto, hanno avuto bisogno di vaccinazioni, ci sono stati casi. Abbiamo già offerto vaccinazioni, si stanno facendo, vi daremo anche i numeri, ma è inevitabile perché, allora, premesso che noi abbiamo coscienza di cosa sta accadendo, cioè non è che siamo in gioco a piena da piave, abbiamo ben chiaro. Tanto è vero, sappiamo che questi bimbi che arrivano li dobbiamo integrare subito nelle classi di età, nelle scuole. Faranno i centri estivi, io parlavo con dei sindaci, stanno già pensando ai centri estivi, quindi questi sono ragazzini che fra 6 mesi parlano assolutamente italiano e veneto. E quindi abbiamo coscienza. Ovvio che siamo anche speranzosi nel pensare che magari si trovi la quadra per la pace, cessate il fuoco e tutti se ne tornano proprio a casa, cioè, visto e considerato che insomma è la via, come si può dire, più naturale, no? Che è quella di creare le condizioni perché tornino a casa loro. Non ho visto l'ordinanza, per cui le chiedo l'ipotesi di un maxi centro hub. No, sono 26 centri. No, quindi adesso siamo sul diffuso allora in questo momento. Sì, in ogni caso ho detto pensavamo di creare un hub, però ragazzi è anche vero che il Veneto è permeato da tutte le parti, c'è uno che mi si presenta a Vicenza, cosa dico? Vai a Treviso all'hub, cioè è impensabile sta roba. Già hanno una vita complicata data da un viaggio che immagino sia infernale. Quindi considera la filosofia è stata quella di scrivere l'ultimo miglio proprio ridotto al minimo, metri per quanto possibile, e dipende da quanti ne arrivano. Altro? Vanzan. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Quindi, avendo 26 hub, li ha dettagliati nell'ordinanza? Sì, sono tutti dettagliati. Man mano che arriveranno o i pullman o gli arrivi, li dirotterete su questi centri più piccoli? Sì, considerate una cosa, che ci sarà per step, dopo la dottoressa lo dice, io ho l'urgenza di fare l'ordinanza oggi, perché poi la notificherò ai prefetti che si muoveranno di conseguenza, quindi parte tutta una rete di copertura del territorio, perché avremo sindaci per la prima ospitalità, uno dice 10 alloggi qui o dei privati, le prefetture e poi la regione, e noi ovviamente diamo la copertura per tutto quello che è l'ospitalità, cioè riceverli all'inizio rispetto al tema sanitario e tutti quei temi. Lei la volta precedente aveva detto noi come struttura commissariale abbiamo la competenza sugli arrivi, l'accoglimento, la parte sanitaria, poi per il resto i cittadini devono chiamare i prefetti, quindi le case, gli alloggi e i lavori che possono essere offerti, poi voi li dirottate alle prefetture oppure siamo in una fase di rodaggio che qui sta cambiando? Semplicemente Alda, come si può dire, chi chiama qui noi smistiamo, quindi le famose 5.600 letti vengono smistati poi alle prefetture per provincia in base alla localizzazione, le prefetture hanno gli indirizzi e cominciano a chiamare i privati, quindi utilizziamo il call center della protezione civile regionale, che è soggetto attuatore, che ho nominato Ingegner Soppelsa, come punto di riferimento per telefonate, per scrivere, dopodiché noi smistiamo tutto. Una roba voglio dire, c'è qualcuno che scrive non mi caccia mai nessuno, perché evidentemente nessuno aveva necessità di chiamarti, perché ce ne sono già 2600 che hanno chiamato qui, non è che possiamo richiamarli tutti, ma quello ci fosse la necessità, l'elenco ce l'abbiamo e la prefettura si muoverà nel territorio. Mentre invece si sta già verificando quello che tutti temevano, e cioè l'aumento della benzina, l'aumento del gasolio, le pompe di vendita che hanno questi prezzi che fanno impressione. Lei, capisco che sia commissario e presidente di regione, non al governo, ma lei che cosa farebbe? Ma guarda, io ti dico chiaramente, intanto siamo davanti, lo dicevo prima, alla CISL. Sono andato anche al congresso regionale stamattina, oltre ad aver fatto una conferenza di presidenti stamattina, un collegamento, videoconferenza con la Corte dei Conti,
e all'1:30 c'ho anche la Stato-Regioni. No, volevo dirvi, lo dicevo anche stamattina alla CISA, noi abbiamo il problema da un lato del costo dell'energia in un paese che non è autonomo energeticamente. Adesso qua sono tutti fenomeni a parlare di fonti rinnovabili, ste robe, sì, ma ste robe sono scritte da secoli nelle carte, ma il salto d'acqua non può avere la centralina perché c'è il comitato contro le centraline nei fiumi o nei torrenti, pale eoliche c'è il vincolo paesaggistico, altri comitati, i pannelli solari sui tetti. Vi ricordo che Veneto, mezzo Veneto ha vincolo paesaggistico, per cui non è uno che non è che può mettere a Venezia i pannelli solari, per dire. Quindi qualche problemino ce l'abbiamo. Se oggi non siamo autosufficienti energeticamente è perché un po' anche ce la siamo cercata, non solo non programmata. Dall'altro c'è da dire che le forniture onerose come in questo momento, avete visto, danno vita a dei fermi aziendali ed è una tragedia. Ma voglio anche ricordarvi, poi finisco con la risposta alla domanda, voglio anche ricordarvi il prezzo delle granaglie. Avendo io anche sensibilità per il mondo agricolo, abbiamo interi allevamenti che non hanno finito le scorte. Cioè non si trova la materia prima per alimentare magari migliaia di capi di maiali piuttosto che di polli o altro. Cioè la situazione è veramente tragica. Quindi sta guerra deve finire velocemente. Perché magari non staremo vivendo la guerra mondiale da un punto di vista bellico, ma la stiamo vivendo da un punto di vista commerciale, finanziario, cioè tutti gli altri fronti ce li abbiamo già da guerra, ci mancano solo le bombe e dopo ci siamo dentro con due piedi e penso che nessuno di noi voglia vedere morire le persone. Io penso che davanti a 229 miliardi di euro di PNRR bisognerebbe mettersi una mano sulla coscienza e pensare di rivedere la programmazione, a rivederla. E guardate che girateci attorno quanto volete. Da un lato abbiamo le accise, ho visto che le accise sono miliardi di euro di accise. Le accise anch'io mi ricordavo vagamente, se andate a vederle ci iniziano dal 1935, noi paghiamo ancora l'accisa per la guerra in Etiopia, terremoto del Belgio, terremoto del Friuli. Allora, accise più bollo auto sono 73 miliardi di euro in Italia. Però considerate che la benzina costerebbe 54 centesimi e il gasolio 60 centesimi senza le accise. Quindi il tema delle accise sarebbe fondamentale. Dall'altro però guardate che una rimodulazione, adesso io non... Dopo so che si agita mezzo mondo, però oggettivamente siamo una famiglia che non riesce più ad andare al ristorante stellato a pranzo, dobbiamo accontentarci di una trattoria dove si spende un po' di meno e si mangia sempre bene, giusto? Quindi abbiamo disegnato un PNRR per un rinascimento dove, che abbiamo detto, anche i Garrelli gli faremo le cromature, e adesso dobbiamo dire teniamoci invece i Garrelli e pensiamo a qualcos'altro. Io sono preoccupato perché se guardate molti di questi fondi sicuramente saranno all'abbellimento del territorio, in questa fase serve occupazione e serve il rilancio dell'economia. Per cui vi dico questo, secondo me sono le due leve, le accise da un lato e il PNR è la madre di tutte le battaglie. Ho visto che il Presidente Draghi è ancora sul pezzo su sta roba, io spero che qualcuno si convinca a valutare questa rinegoziazione, cioè va rinegoziata la linea di investimento con l'Europa, e penso che l'Europa davanti a una tragedia come questa, pensate solo l'idea di poter salvare l'occupazione delle nostre imprese, cioè quando tu vedi le imprese chiudere, non hanno chiuso per le bombe, ma chiudono perché la guerra c'è già entrata in casa sulle materie prime, piuttosto, non so, ieri parlavo con un grosso produttore di vino, mi dice non abbiamo più i cartoni per le bottiglie, si trovano con difficoltà, non ci forniscono i serbatoi in acciaio perché l'acciaio non si trova, è andato alle stelle, insomma, cioè tutte le robe che sapete. Capite che si fermano pezzi di economia e dietro c'è l'occupazione. Altro?
Ah no, volevo dirvi oggi in conferenza stamattina e oggi, ve la dico così la chiudiamo anche sta partita. Dovreste fare tutto il giornale domani. No, perché anche questo è importante, il tema del rischio nucleare. Oggi noi lo voteremo, diamo l'assenso al piano, sono 200 pagine di piano, ma fondamentalmente, intanto tranquilli tutti. Cioè, abbiamo un piano per il terremoto, abbiamo uno per le alluvioni e abbiamo anche quello per il nucleare, che fra l'altro in Veneto lo conosciamo anche se non sapevamo di averlo, perché abbiamo la centrale di Krško, penso si dica Krško, in Slovenia, che ci impone che a 200 km, fino a 200 km di avere la famosa storia delle pastiglie e tutta una serie di prescrizioni. Io lì ho fatto un'osservazione sola. Allora, intanto usciamo da questa tragedia della pasticca di idrossido di ioduro di potassio, scusatemi. Cioè, tanto che nessuno se le prenda così avete capito come, perché si fanno danni. La norma dice che superati certi valori, che noi monitoriamo da sempre tutti i giorni, noi abbiamo le centraline che monitorano anche le radiazioni da sempre, non perché c'è la guerra, anche questo qua è un concetto che è passato, ARPA lo fa da sempre, ne ha 2. Se supera certi valori verrà consigliata l'assunzione della famosa pastiglia. Perché? Perché satura la tiroide, vi ho detto l'esempio della spugna, la spugna piena d'acqua non tira su più acqua, quindi se tu la riempi la tiroide dello iodio diciamo non radioattivo, quello radioattivo non trova più casa nella tiroide, fine. Dopodiché le radiazioni hanno uno spettro di danni che possono fare che vanno al di là della tiroide. Però al di là di questo, in giro per l'Europa è un integratore alimentare. Qual è la prima osservazione che ho fatto? Che diventi un integratore alimentare e non un farmaco. Perché? Perché sembra una banalità, ma se è un integratore alimentare, cos'è che dobbiamo fare noi? Così la finiamo questo dibattito della pastiglia. Diamo a tutti i cittadini le 2 pastiglie che si terranno al comodino finché non marciranno, e vuol dire che il giorno, se mai un giorno dovesse servire per precauzione, si dà l'annuncio, prendete la pastiglia, fine, che non verrà mai quel giorno. Ma pensare di tenere in magazzino sto farmaco, noi ne abbiamo 500.000 lì, e durano anni, e dopo tu devi assumerlo nel giro di 2 ore, chi è che va a distribuire 500.000 o 1 milione di pasticche, che fra l'altro è consigliato fino ai 40 anni, perché dopo sopra sembra anche che non sia proprio da assumere, c'è tutta una roba clinica e medica nella quale io non entro, non voglio stare qua a fare. Allora vi dico, tranquilli, psicosi zero su sta roba. Se fosse anche accaduto che la centrale, quella nucleare che è stata bombardata, non so cosa sia successo, c'è stata una bomba, un attentato, quello che è, aveva una distanza tale per cui non sarebbe neanche stato consigliato l'assunzione delle pastiglie. Tutto qua. Però, proprio per chiudere questa partita, se non andiamo avanti a parlare di pasticche tutta la vita, che lo facciano diventare integratore alimentare come dappertutto. In Belgio se le hanno in casa, in Svizzera, ma perché? Perché sono paesi che hanno le centrali nucleari, per questo non è che ce l'hanno perché sono più bravi di noi, perché loro hanno le centrali nucleari in casa, quindi metti caso che... Cosa succede a Marghera quando c'è un incidente? Lo sapete? Suona la sirena. Cos'è che fanno i cittadini? Chiudono le finestre. Questo è il principio. E comunque la prima cosa da fare qualora succedesse qualcosa è chiudere le finestre sul serio e stare in casa. Quindi piuttosto che pensare alla pasticca, uno si compra poche scatolette del tonno e altre robe che sono essenziali, cioè tutte le cose confezionate. L'acqua. Non sto creando allarmismi, dico... perché vedo che tanti sono preoccupati della pasticca, magari dopo dice ma c'è una bottiglia d'acqua a casa? No, bevo quella del rubinetto. Anch'io la bevo, però dico, cioè, sappi che è sempre bene avere un cartone di acqua e non so. Sì, so che se sei radioattiva è un po' più difficile. Ah, prima che lo diventi, sì, brava. Giusto, uno fa bollire l'acqua se la in bottiglia. Vabbè. Comunque avete capito, abbiamo chiarito anche sta roba, nessun allarmismo né nulla.
È logico che ci fosse dibattito su questa storia della pastiglia, perché per molti cittadini è una grossa novità. Per noi non lo era, perché abbiamo un piano da 9 anni. Altre domande, ragazzi? Io solo delle 2 o 3 specifiche. Rispetto al piano del Veneto, avevamo chiesto di poterlo vedere e ci è stato risposto che è in fase di aggiornamento, immagino, alla luce di nuove indicazioni. Oggi viene approvato quello nazionale che ha 200 pagine. E che ha delle specifiche diverse a seconda delle regioni, proprio per la questione delle distanze? No, stabilisce le regole, è un piano generale, dopo ogni regione applicherà il piano. Per cui il Veneto resta con le 3 province, vista la vicinanza? Sì, ma quello è per la centrale che abbiamo noi. Ma il nostro piano che ha 90 pagine, è un piano clinico, proprio sanitario, ma niente di che. Va bene, e l'altra cosa diceva della necessità di rivedere il PNRR con l'Europa, di rinegoziarlo. Intende un aumento di fondi o una scelta, per quanto dolorosa, rispetto ai filoni su cui investire? Per quanto di minima della scelta dei filoni di investimento. Cioè, penso che lo scenario di oggi non è lo scenario di 2 anni fa, quando abbiamo presentato le carte in Europa, o di 1 anno fa, adesso non so. Sono un paio d'anni ormai, tra una roba e l'altra. Diciamo che ha preso vita con il Covid, di 15 mesi fa. Lo scenario è radicalmente cambiato. Quindi privilegiare la parte sugli investimenti energetici, sulla media e lunga distanza. È il lavoro, l'occupazione, l'impresa. E poi insomma Draghi è un esperto di queste robe, quindi sentite, è innegabile che ci siano delle linee di investimento che oggi non sono assolutamente un'emergenza nazionale. Inutile che stiamo qui a raccontarcela. Ultimissima cosa, quando diceva c'è chi ci chiede più rinnovabili, è facile chiedergli, ma la centralina ha sempre idroelettrica ha sempre il comitato contro, eccetera eccetera, era una risposta indiretta al presidente Carraro di Confindustria, che ha un po' bacchettato la regione sui vincoli eccessivi che ci sono? No, assolutamente. Poi vincoli, no, guarda, io non so neanche cosa abbia detto, io l'ho sentito anche stamattina, ma per altre robe. Perché lunedì firmiamo lo statuto Venezia capitale della sostenibilità, e no, assolutamente. Vincoli ce ne sono, ma non è che sono vincoli, cioè il vincolo paesaggistico non è della regione, per dire. No, però credo che il riferimento fosse banalmente al fotovoltaico a terra, su cui si sta discutendo in Consiglio regionale. Sì, ma guarda, il tema del fotovoltaico a terra è un falso problema, cioè tutti noi non vogliamo vedere i pannelli a terra, giusto? Ecco, se a livello nazionale, allora ad oggi non c'è una legge possibile, scandisco bene le parole, perché sennò si vanno a raccontare le bugie ai cittadini, non c'è una legge possibile regionale che vieti in toto il pannello a terra. Cioè noi possiamo regolamentare, chiedere ai comuni che identifichino delle aree ad hoc, perché la legge nazionale lo prevede. Cioè, se qualcuno vende la suggestione, la regione può bloccare ogni forma non lo possiamo fare, come la storia dei centri commerciali. Hanno venduto per anni la suggestione che i centri commerciali non si possono fare, ma non è così. Vi ricordate la vicenda Veneto City, il dibattito? Io dicevo, guardate che c'è una procedura che prevede tutta una serie di passaggi, alla fine o firmi o commetti un reato se non lo autorizzi. Però al di là di questo, la regione sta facendo una legge che è assolutamente innovativa. Prova ne sia che con le parti agricole, penso alla Coldiretti, se ne è parlato in più occasioni e non mi sembra che la Coldiretti sia a favore dei pannelli a terra. Ma la vera sfida in questo paese, e oggettivamente questo governo una settimana fa ha dato un segnale, è quella di utilizzare i tetti. Il governo dice col PNRR il tema del fotovoltaico nei tetti deve andare in deroga anche a alcuni vincoli. Ovvio che non pretendiamo di metterli a Venezia, però insomma ci sono tanti tetti. Se i cittadini fossero stimolati a mettere i pannelli ed aiutati, noi potremmo veramente avere l'energia solare sfruttata al massimo, ma ad oggi non si riesce. Ma lì servirebbe quel pezzo delle 23 materie di autonomia con le sovrintendenze regionali? Grazie. Sì, ma l'ultima volta che ho detto che vogliamo portarci a casa si sono offesi. No, loro fanno il loro mestiere e hanno ragione. Sono i cittadini, alcuni cittadini che hanno detto che sembra che se tu chiedi l'autonomia su vincoli paesaggistici, vi ricordate che abbiamo chiesto l'autonomia sul via, fare il via regionale? Sembra quasi che noi che abitiamo qui vogliamo devastare il Veneto, quelli che a Roma, chi decide per il Veneto invece gli vogliono bene al Veneto, Insomma,
Quindi io sono per la regionalizzazione di tutto, anche dei giornali. È un mondo difficile. Esatto. Vi basta, ragazzi? Scusate se oggi vi abbiamo dato un sacco di... però siamo in emergenza, non possiamo più scandire le informazioni, cioè, la tempistica di oggi è questa: 2 ordinanze e quello che vi ho detto, il piano nucleare chiuso, via, unanimità da parte di tutti i presidenti di regione, non c'è niente da fare, non c'è assolutamente niente da fare, cioè è semplicemente un piano che sta lì. E ovviamente perché ci siano le linee guida per le regioni, ma i cittadini non devono preoccuparsi di nulla rispetto a questo. E passo la parola alla dottoressa Russo. Qui c'è l'altra parte importante che vi ho accennato prima. Grazie. Vado in Stato Regioni. Buon lavoro. Grazie. Allora, buongiorno. Niente, in maniera abbastanza veloce volevo ricollegarmi a quello che ha annunciato il Presidente, che verrà inserito nell'ordinanza, che praticamente abbiamo provveduto ad organizzare, a pensare, a farne una stesura per mettere in ordine quella che è la presa in carico dei profughi che vengono dall'Ucraina e che hanno bisogno di ricevere quelle misure di profilassi per le malattie infettive che sono importanti per loro e anche per la popolazione che le riceve. Allora, abbiamo praticamente cercato di utilizzare anche le sedi operative che già abbiamo presenti sul territorio e che sono destinati alle vaccinazioni per il Covid. Quindi abbiamo tantissimi hub vaccinali che adesso naturalmente hanno meno afflusso rispetto a prima, viste le coperture raggiunte, ma abbiamo pensato che fosse necessario pensare, come si diceva prima, ad un modello organizzato anche a moduli incrementali, a secondo quindi gli scenari che si verranno a determinare. Quali sono gli elementi che caratterizzano questi scenari? Intanto il numero di presenze sul territorio e poi anche le varie vie di ingresso al territorio regionale. Questi sono i 2 elementi che ci hanno fatto riflettere su quelle che possono essere le modalità migliori per prendere in carico le persone. A questo si aggiungono quelli che sono invece semplicemente punti tampone, che possono essere punti tampone per il Covid, quindi che servono al transito, perché alcuni di questi profughi che arrivano anche in Veneto non hanno voglia di restare qua, ma vogliono andare per i ricongiungimenti di cui si è parlato in questi giorni. Quindi in quel caso non hanno necessità dell'STP, di essere presi in carico, hanno però necessità del tampone, perché senza il tampone, che tra l'altro va in deroga, non possono prendere i mezzi per spostarsi e raggiungere il posto dove procedono a questo ricongiungimento. Però noi dobbiamo pensare, ci siamo concentrati sulla presa in carico di profilassi, quindi di sanità pubblica. Allora abbiamo individuato quelli che abbiamo nominato come nuclei operativi di riferimento. Cosa sono? Sono un team di personale che ha il compito di registrare la persona che si presenta, di dargli le informazioni principali e di fare in modo che possa avere il tampone, perché abbiamo detto che il tampone, come si dice per noi, è un elemento obbligatorio, inteso proprio come sistema sanitario di tutela del soggetto e anche della popolazione che li ospita, quindi entro 24 ore dovranno fare il tampone, ma oltre al tampone c'è l'offerta vaccinale. L'offerta vaccinale che consiste nella vaccinazione Covid, se non l'hanno già fatta, e poi le altre vaccinazioni che vengono considerate importanti a livello nazionale e anche a livello internazionale, che sono per la difterite, il tetano e principalmente la polio. Noi abbiamo difterite, tetano per tosse e polio, che quindi si può utilizzare insieme alla vaccinazione del Covid, quindi in contemporanea si possono fare entrambi o si possono fare nell'immediato, qualche giorno dopo. Questo non è importante, l'importante è che
alle persone venga offerto un counseling che gli consenta di poter fare anche queste vaccinazioni. Oltre a questo il morbillo parotite rossolia e poi anche lo screening per la tubercolosi che viene fatto con la Mantù o con il Quantiferon. Quindi la presa in carico primaria, diciamo, che viene offerta, quindi non è una cosa che noi lo facciamo proprio nell'interesse anche del soggetto stesso, soprattutto perché le vaccinazioni questo obiettivo hanno, è quella di avere la possibilità di prenderli in carico dal punto di vista della sanità pubblica. È chiaro che a questo si aggiunge che cosa? L'informazione sulle misure che noi abbiamo imparato a conoscere ma che vogliamo condividere. Le persone che arrivano hanno l'obbligo di avere 5 giorni di autosorveglianza con mascherina FFP2, anche se il tampone è risultato negativo. Quindi nel momento in cui arrivano in una famiglia è corretto, per le persone anche che li ospitano o per altri soggetti che vivono nella stessa comunità, che ci sia rispetto anche con le misure non farmacologiche, perché noi sappiamo che il virus ancora circola. Abbiamo detto che l'incidenza è 536 su 100.000, cioè abbiamo dei positivi, anche se fortunatamente non vanno a finire al momento in ospedale. Quindi questo è un livello di attenzione che dobbiamo tenere tutti, quindi anche noi che manteniamo, dobbiamo mantenere queste misure. Allora, gli scenari. Abbiamo pensato 3 livelli di scenari in base al numero delle presenze. Fino a 4.000 presenze, da 4.000 a 10.000 presenze, oltre le 10.000 presenze. Fino a 4.000 presenze, questi nuclei operativi che dopo vi descrivo, che hanno il compito di prendere in carico la persona che si presenta, si trovano all'interno degli attuali hub vaccinali. Ne abbiamo individuati un minimo di 26, quindi uno per distretto, e abbiamo la mappatura. Quindi tutte le aziende ci hanno mandato l'identificazione dell'hub vaccinale all'interno della quale si trova questo nucleo operativo di riferimento dedicato e sarà aperto come con l'orario normale, ma potrebbe anche essere che qualcuna di queste, a secondo di necessità contingenti, possa avere anche un H24, dipende dall'evoluzione della situazione. Quindi anche questa, anche la disponibilità del nucleo operativo di riferimento all'interno dell'hub varia a secondo della necessità. C'è un altro elemento, e questo è il primo scenario, quello fino a 4.000. Se invece passiamo dai 4.000 ai 10.000, dobbiamo aggiungere, perché abbiamo detto che questo è un modello incrementale, a questi nuclei di riferimento che fisicamente abbiamo all'interno degli hub vaccinali, che questi nuclei operativi siano presenti in altri posti dove le persone vengono accolte, che sono le strutture sanitarie o religiose o altre strutture che si sono rese disponibili, che ospitano un certo numero di soggetti. Cioè, se un pullman va in un ex ospedale che abbiamo riaperto, è lì che deve trovare il nucleo di riferimento. Quindi il nucleo di riferimento è prossimale rispetto al posto dove le persone, ai principali posti, certamente non famiglia per famiglia, è sicuro, ma ai posti che rappresentano l'accoglienza e che prevedono l'accoglienza delle persone. Quindi avremo questi nuclei che abbiamo chiamato nuclei operativi di primo livello, quelli che troviamo negli hub vaccinali, di secondo livello che si aggiungono ai primi presso queste grandi strutture, ma poi se il numero dovesse aumentare, quindi andiamo al terzo scenario sopra i 10.000, come ha detto il Presidente, potrebbe la previsione che se, speriamo di no, dovessero aumentare, peggiorare la situazione, potrebbe arrivare anche a 50.000, bisogna istituire quelli di terzo livello, quindi nuclei di riferimento che si dispongono dove? Nei punti di arrivo, eventualmente di pullman, o negli USMAF, cioè nell'aeroporto si arrivano, cioè in tutti quei posti dislocati che prevedono l'arrivo di un notevole numero di profughi che poi invece hanno uno smistamento che magari è più diffuso e che non può prevedere la presenza di un nucleo di riferimento strutturato. Questi sono i 3 livelli di presa in carico. Ripeto, presa in carico che non è solo il tampone. A questo si aggiunge che cosa? Quello che già è operativo, cioè questi punti tampone di cui si parlava prima,
che sono alle stazioni principali di Venezia, di Padova e di Verona, che invece sono immediatamente necessari per le persone che hanno bisogno di spostarsi. Sapete che loro hanno un arco di 5 giorni con autosorveglianza e tampone negativo per spostarsi da una regione all'altra o da un comune all'altro, e quindi abbiamo questo servizio che naturalmente viene offerto. Abbiamo visto che abbiamo verificato anche delle persone che vanno anche a fare tampone in farmacia oppure nei laboratori privati. Noi vogliamo a loro adesso fornire le informazioni in modo tale che se le intercettano per il tampone li possono mandare agli hub dove ci sono i nuclei di riferimento per la presa in carico della profilassi che noi possiamo offrire lì. Allora, quindi un modello incrementale che come si può dire, arricchisce di componenti di offerta sanitaria se il numero dovesse aumentare, e in modo tale da essere sempre più prossimale all'arrivo delle persone. C'era un problema che abbiamo evidenziato, perché molte persone che vengono la prima volta e poi hanno necessità di tornare per fare la seconda dose o per fare il vaccino che li abbiamo previsto per il giorno, per la settimana dopo, magari fanno fatica a spostarsi. Questo, con la Protezione Civile e i comuni, verrà organizzato un servizio di trasporto ad hoc che aiuterà questi gruppi familiari oppure le persone che hanno necessità di raggiungere l'hub vaccinale, per esempio, dai comuni limitrofi, in maniera tale che sia agevolato anche lo spostamento. Da chi è costituito questo nucleo di riferimento dedicato? Abbiamo pensato a uno standard minimo di personale che naturalmente comprende il medico vaccinatore, che è lì insieme all'assistente sanitario o all'infermiere. Abbiamo previsto 2 in media, poi adesso vedremo in base alle necessità naturalmente 2 assistenti sanitari o 2 infermieri, un medico, e abbiamo visto che c'è una grande disponibilità anche da parte dei medici di base e dei pediatri a poter essere presenti in modo tale da poter aiutare il medico che è presente nella sede per una valutazione, un esame obiettivo delle persone che si presentano, e anche per aiutarci nel counseling vaccinale e nei consigli e nel supporto che ritenessero necessario dare. La presenza dell'interprete, questo è molto importante, perché talvolta le persone che arrivano non parlano in inglese o comunque è difficile avere lo scambio di tutte le informazioni necessarie, e quindi la presenza dell'interprete. Dobbiamo avere la presenza di un amministrativo. Perché l'amministrativo? Perché oltre a raccogliere i dati della persona che ci servono per l'offerta di profilassi che abbiamo menzionato prima, perché in quello stesso contesto c'è la possibilità di rilascio della scheda per straniero temporaneamente presente, e quindi voi sapete che a queste sono legate altre prestazioni sanitarie che dovessero essere necessarie per la gravidanza, per malattie acute, per accesso al pronto soccorso, per le varie situazioni. Quindi per ultimo, ma non ultimo, un altro aspetto importante a cui noi teniamo molto è anche la possibilità di poter avere un supporto psicologico, perché sappiamo perché queste persone al di là del fatto che sono traumatizzate dalle modalità e da quello che l'evento bellico comporta, a volte sono anche minori che arrivano da soli, a volte sono donne da sole e così via. Allora la possibilità di poter pensare per loro ad un supporto dedicato psicologico, questo nel momento in cui vengono presi in carico gli si offre anche questa disponibilità, e poi possono avere questo tipo di percorso. Quindi una strutturazione di un'offerta concentrata e organizzata che possa sostenere l'arrivo di queste persone. Questo è quello che abbiamo pensato. È chiaro che per quanto riguarda l'offerta delle vaccinazioni c'è un protocollo ministeriale, e quindi questo è quello a cui ci adeguiamo, e per l'inserimento scolastico e per tutte le cose che sono come si può dire regolamentate per quanto riguarda la popolazione italiana e quindi la popolazione della nostra regione, valgono naturalmente, come si diceva prima, anche per chi viene inserito nell'ambito della nostra comunità.
Adesso avremo da sentire anche la dottoressa Palumbo dell'ufficio scolastico regionale proprio per interagire anche con lei per insomma, condividere quelle che sono le modalità insomma, anche di accoglienza di dei bambini, insomma, degli studenti che alle varie età vengono inserite poi nel percorso scolastico. So che già stanno facendo delle cose, ma volevamo allinearci con quella che è questa modalità di offerta organizzata che abbiamo predisposto. Stiamo anche predisponendo del materiale in lingua. Abbiamo già pronto quello per quanto riguarda la prevenzione del Covid e quindi le misure di comportamento, le cose che noi già insomma, da un po' di tempo portiamo avanti. Faremo sulla base di quanto detto una sorta di possiamo chiamarla carta dei servizi o mappatura di quello che possiamo offrire, in modo tale che venga in tutti i punti o anche sui media diffusa e la persona sa naturalmente a che rivolgersi, cosa gli viene offerto, perché anche questo credo che sia il bisogno informativo di sapere a chi rivolgersi, dove andare, cosa gli possiamo offrire, insomma sia molto importante. Questo è un po' il quadro. Tosato. Sì, tanti elementi da metabolizzare. Una domanda proprio banale, se vuole. L'elenco dei 26 hub che pertengono al primo livello, lei diceva coincideranno con i distretti, ci esemplifica? Sì, abbiamo qui praticamente una lista, nel senso che in ogni ULSS ci sono almeno 3-4 distretti, dipende poi dalla dimensione. Per quanto riguarda l'ULSS 6 abbiamo praticamente, loro hanno individuato degli hub nella città di Padova, che sono il padiglione Fiera e il complesso ai Colli, poi un altro ce l'hanno a Campo San Piero, un altro a Monselice, perché voi sapete che dall'accorpamento delle ULSS è vero che abbiamo 9 aziende ULSS, ma poi all'interno le aziende ULSS sono divise in territori più piccoli che vengono definiti distretti. I distretti della regione sono 26, quindi almeno uno per distretto. Questo per avere una rappresentazione, diciamo, e una presenza geografica che è più vicina al territorio. Poi ci possono essere delle situazioni come sono le città grandi di Padova e Verona, dove pur non essendoci 2 distretti, vista la dimensione, è più diciamo opportuno pensare magari a più punti che sono nello stesso distretto. Quindi sicuramente 26 perché corrispondono ai 26 distretti, ma all'interno delle grandi città ce ne possono essere di più e quindi questo naturalmente per favorire quella che è la prossimità, abbiamo detto, alla presa in carico della popolazione insomma che arriva. Zambon. Dottoressa, buongiorno. Solo 2 cose pratiche. Per quanto riguarda gli interpreti, siete riusciti già a reclutarne così tanti? Allora, noi so che le aziende ULSS si stanno muovendo in questo senso, ma io ho sentito ieri anche la direzione degli affari internazionali della regione e ci è stato praticamente detto che loro sono in collegamento con la protezione civile proprio per il reclutamento di interpreti e anche ci hanno dato la disponibilità alla traduzione di tutto il materiale informativo di cui abbiamo bisogno. Quindi è chiaro che adesso insomma è un tipo di architettura, di modello organizzativo che è in fieri e quindi si sta sistematizzando, però siccome si tratta di un'emergenza la sistematizzazione deve avvenire anche in tempi piuttosto veloci, però abbiamo insomma questa possibilità. E l'altra cosa rispetto all'offerta di vaccino anti-Covid, segnalazioni che ci arrivano, più di qualcuno naturalmente ha preso sul passaporto ma non ha pensato a prendere, ci sono anche dei vaccinati, magari chi arriva da Kiev, nelle città più grosse, e non necessariamente ci dicevano solo Sputnik, e qualcuno ha ricevuto anche Pfizer. Sì. A quel punto voi vi fiderete della memoria e dell'autodichiarazione nel caso ci fosse la volontà di vaccinarsi perché magari manca il richiamo, manca la terza dose, mettiamo di... Ma allora diciamo che la soluzione migliore intanto sarebbe quella di fare una dose. Per non sbagliare. Non per non sbagliare, ma per dare... Insomma, uno perché voi sapete che la persona che si deve spostare o frequentare qualsiasi ambiente, almeno finora, no? Ambiente di vita o di lavoro, deve avere il Green Pass o
da vaccinazione o da guarigione. Quindi se noi non abbiamo la possibilità di avere questi elementi, proprio da un punto di vista normativo non abbiamo la possibilità di generare, il Ministero non può generare un Green Pass, ne consegue che la persona non può spostarsi e quindi questo è vincolante da questo punto di vista, quindi un vincolo diciamo legato a quella che è la norma di questi spostamenti e di quello che si può fare nel nostro Paese. Dopo il 31 marzo vedremo che cosa resta e che cosa non resta. Questo per quanto riguarda quello che è previsto dalla norma. Per quanto riguarda la salute è chiaro che diciamo che per sicurezza, per necessità di mantenere le coperture vaccinali e la protezione nei confronti del virus, noi chiederemo a queste persone di fare una dose di vaccino, visto che non abbiamo la possibilità di vedere il certificato vaccinale. Grazie. Scusa. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Per comporre questi nuclei di primo, secondo e terzo livello, utilizzerete il personale che c'è già negli hub oppure sarà necessario toglierne un po' dalle ULSS, dagli ospedali? Perché c'è anche il problema personale. Certamente sì, adesso vedremo. Allora, in questo momento, proprio per quello, diciamo che il disegno degli scenari va in rapporto anche proprio alla dimensione numerica delle persone che arrivano. Perché abbiamo conteggiato che se fino a 4.000 persone, che sarebbero all'incirca dai 100 ai 150 soggetti per hub, che naturalmente è un numero che equipara tutti allo stesso livello, ma è chiaro che a secondo del territorio di riferimento può essere anche maggiore, si può fare con il personale che già è negli hub vaccinali, perché non è che il personale sta lì senza far niente, comunque lì fa parte di questo nucleo di riferimento. Se invece abbiamo necessità di moltiplicare questi nuclei di riferimento sul territorio, potrebbe essere necessario insomma reclutare personale, magari come è stato fatto nelle fasi dell'emergenza Covid, prenderlo da altri servizi. Speriamo di non arrivare a questo e di poter avere la possibilità insomma di supportare tutto questo tipo di organizzazione con il personale che comunque abbiamo anche utilizzato per l'emergenza Covid. Grazie.